L'Akragas agli ordini di Mister Vullo ha intensificato la preparazione in vista della trasferta di Partanna a Mondello e contro la locale Parmonval, ex squadra dell'attuale presidente Giovanni Castronovo. Si giocherà in anticipo, quindi questo sabato, con l'obiettivo della vittoria, se non si vuole essere risucchiati dalle inseguitrici che si trovano sotto ad un punto come il Gerace oppure a due come il Canicattì. Lo storico e polveroso stadio Lo Monaco sarà sicuramente teatro di un'autentica battaglia campale, dove si registrerà una sfida nella sfida tra gli attuali capocannonieri del campionato. Ci riferiamo a Giuseppe Gambino da una parte, con 9 reti stagionali, e il palermitano Giorgio Stassi con 7. Ma quest'ultima settimana di novembre anticipa l'apertura del calciomercato invernale. Si inizierà da lunedì 2 dicembre e sino a lunedì 23 dicembre sempre di quest'anno. Ma vediamo cosa dichiara il presidente Giovanni Castronovo in questa intervista diramata dalla società. Sì, ho dubbio che sabato non sarà una partita come le altre, perché comunque alla Palma ho lasciato un pezzo di cuore. Ci ho trascorso 6 anni alla grande in un clima abbastanza familiare, ho lasciato degli amici con i quali mi sento tuttora e ogni volta che la Palma gioca in casa il sabato sono libero da impegni e vado a vedere con piacere, quindi non sarà una partita come le altre perché, ripeto, 6 anni non si scordano così facilmente, fra l'altro anche con buoni risultati. Però ovviamente quando fischierà l'arbitro dovrò guardare obbligatoriamente alla mia squadra e sperare che ottenga il massimo risultato possibile, perché dobbiamo proseguire la nostra corsa verso il raggiungimento del nostro obiettivo. Quindi, però certamente sarà una partita bella, perché la Palma è una gran bella squadra, gioca bene al calcio, c'è un allenatore che è Paolo Calafiore, che è amico mio e sa ben far giocare la squadra. Hanno indetto la giornata biancazzurra, quindi ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, anche perché a Palermo ancora non hanno visto l'Akragas, dato che non ci sono state partite in zona, e quindi diciamo ci sono tutte le belle premesse per un bel pomeriggio di sport. Nell'Agragas ci sono degli ex della Parmonval come Caronia, Lala. Sì, ci sono dei giocatori che conosco da anni, soprattutto Caronia si può dire che è stato inserito dal primo anno che era under, abbiamo lavorato insieme diversi anni, quindi poi li ho voluti ad Agrigento e quindi adesso fanno parte anche per loro non sarà una partita semplice, soprattutto per Caronia, ancora il padre è dirigente della Parmol, quindi capite bene che ci sarà un pizzico di emozione in più, però ritengo che quando inizierà la partita ovviamente non ci sarà, come dire, la credine o quella eccessiva diciamo foga sportiva che può magari contraddistinguere altre partite, però ognuno cercherà di tirare acqua al proprio mulino, salvo poi a fine partita abbracciarci comunque vada.